Una buona giornata, bentrovate e bentrovati. Domenica 29 giugno saremo insieme come sempre per la prima edizione con le notizie dal territorio fino alle 13:30, tanti collegamenti di oggi. Parleremo sicuramente del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, di come si è concluso, delle varie manifestazioni che ci sono state anche ieri. Ci collegheremo tra poco telefonicamente con il nostro Lorenzo Maier per fare un po' il punto su quelli che sono stati questi 3 giorni veneziani che tanto hanno smosso l'opinione pubblica e cittadina, non solo di Venezia ma di tutta Italia. Ricordiamo che anche il New York Times aveva inviato addirittura un giornalista per seguire le vicende, soprattutto le manifestazioni che erano state programmate dalle associazioni No Space for Bezos, nata proprio in occasione di questo matrimonio. E insomma, dopodiché parleremo invece della cronaca, gli aggiornamenti sull'incidente mortale di Marino di Piave. Avremo poi, eccolo, lo vedo già collegato, andiamo subito allora da lui, Massimo Bortoluzzi, consigliere provinciale della Protezione Civile di Belluno. Buongiorno. Perché? Perché nella nottata c'è stata l'ennesima caduta di detriti rocciosi dal Marcora, l'ennesima, una polvere che ha ricoperto e sta ricoprendo di fatto tutto il paese. Siamo a San Vito di Cadore. Massimo, so che ci sono vigili del fuoco e protezione civile che stanno operando proprio nel luogo, non ci sarebbero persone coinvolte, giusto? Buongiorno di nuovo. Buongiorno a tutti. Sì, esatto, persone coinvolte non ce ne sono. Adesso abbiamo organizzato un sorvolo con l'elicottero dei Vigili del Fuoco. Fra poco salirà a bordo un nostro geologo per fare il sopralluogo per vedere cosa è successo effettivamente e quali possono essere le conseguenze che ne conseguono a seguito di questo evento, perché il problema potrebbe essere una colata detritica a seguito appunto di questo crollo del Marcora. Ascolti, ci dicevano che appunto residenti si sono allarmati, ovviamente anche vista la frana di Cancia di pochi giorni fa. Che cosa sta succedendo alle nostre montagne? Come state operando? Qui c'è un problema perché probabilmente oggi e domani hanno previsto uno zero termico a 5.000 metri, ci sono forti escursioni termiche e la montagna si sta sgretolando di fatto, probabilmente dovuto all'effetto climatico, non lo sappiamo, dovremo fare dei monitoraggi appunto per vedere cosa sta succedendo e cosa potrebbe succedere, perché dobbiamo mettere in sicurezza qua la strada. Qui non vengono interessate abitazioni se non dall'apporto di polvere che è stato cospicuo perché ha raggiunto il paese, quindi una massa di roccia che è caduta, che era una roccia che avevo visto anch'io perché ero salito insieme ai vigili del fuoco per vedere e constatare proprio cosa era successo la scorsa 2 settimane fa, e avevamo visto che era tutta una massa disgregata a circa 3.000 metri di quota, quindi non sono grosse masse di roccia che si sono staccati, ma molto probabilmente adesso dovremo fare le valutazioni in base a quando salirà il geologo, ma si tratta di roccia abbastanza disgregata che ha fatto un salto enorme e quindi si è polverizzata e che ha creato tutta una serie di conseguenze negative sul paese, perché parliamo di un paese invaso dalla polvere. Sembrava che stanotte stesse nevicando, se guardate le immagini che sono pubblicate sembra una coltre di neve su tutto il paese. Stiamo lavorando, io sono in contatto con il sindaco, con i vigili del fuoco, con la protezione civile e con tutti gli organi preposti, anche il prefetto, per monitorare la cosa. Domani mattina alle 10:30 ci sarà anche una riunione in prefettura per capire come muoversi. ANAS sta lavorando già per ripulire la strada, già da stamattina che eravamo in contatto ha portato una spazzatrice in loco per eliminare la polvere. È difficile da eliminare perché è una polvere che ha molto peso e quando viene bagnata diventa difficile da aspirare. Il sindaco sta lavorando invece sulle traverse interne del proprio comune e adesso cercheremo di trovare la soluzione, e dopo
a seguito del sopralluogo del geologo tireremo le somme e capiremo effettivamente qual è il problema e cosa è successo e se c'è ancora un certo tipo di massa che deve muoversi. Massimo Bortoluzzi, chiarissimo, grazie. Allora dunque era un masso che era già di fatto pericolante, l'avevate visto proprio nelle scorse settimane, giusto? Vi aspettavate insomma che sarebbe caduto? Confermo, perché nella relazione del geologo era proprio scritto che poteva staccarsi una massa pari a quella che si è staccata, probabilmente è molto più grande, perché oppure le correnti d'aria hanno portato tutta la polvere, invece che tenerla in un posto l'ha portata tutta verso il paese. Però adesso effettivamente il problema diventa proprio la gestione di questa polvere che è in paese. Dopodiché dovremo valutare il tutto. 5 minuti fa mi è arrivato un video da parte di una persona che vive a San Vito. Si è staccato ancora qualcosa perché c'è una grande nuvola di fumo e quindi di polvere sempre sul Marcora, quindi c'è un ulteriore problema. Adesso vedremo anche se riescono e riusciranno a fare il sorvolo, perché se c'è tanta polvere non potranno neanche salire, questo è il punto. Ascolti, facciamo così, le chiedo anche in diretta se questo video lei il mio contatto ce l'ha, me lo può inviare, lo faremo vedere durante i telegiornali della sera. Se me lo invia ora lo facciamo vedere proprio dalla regia, praticamente in tempo reale. Ci aggiorniamo nel pomeriggio, Bortoluzzi, per capire quali sono gli effetti e se appunto i vigili del fuoco e chi di competenza riuscirà a sorvolare. Intanto noi continuiamo a tenere alta l'attenzione e ovviamente ricordiamo nessun ferito, nessuna persona coinvolta. Grazie ancora del suo tempo, sappiamo che è molto impegnato, grazie a Massimo Bortoluzzi per questi aggiornamenti in diretta. Grazie mille a voi. Arrivederci, grazie. E insomma così da San Vito di Cadore, appunto dicevamo, se riusciremo, saremo in grado di farvi ovviamente vedere il nuovo distaccamento che è avvenuto proprio in questi minuti e questa polvere che si è nuovamente alzata dopo che le persone, vigili del fuoco, protezione civile stavano cominciando a pulire dalla polvere l'intero paese. Dunque così dal Bellunese invece dalle montagne passiamo al mare, alla laguna, siamo in collegamento telefonico con il nostro Lorenzo Maier. Lorenzo, buongiorno. Ovviamente il tema ed obbligo sono definitivamente finiti i festeggiamenti dei Bezos. Facciamo un po' il sunto di quelli che sono stati questi 3 giorni. Lorenzo, buongiorno. Abbiamo Lorenzo al telefono, se no andiamo avanti con il servizio e lo recuperiamo tra poco. Chiedo alla regia. L'isola di San Giorgio Maggiore a Venezia è un grande cantiere a poche ore dalle fatidiche e attesissime nozze tra Jeff Bezos e Laurel Sanchez. L'isola è accessibile, i vaporetti di trasporto pubblico a CTV arrivano regolarmente, la sede della Fondazione Cini è aperta. Solo il teatro dove si svolgerà la festa e probabilmente anche la blindatissima cerimonia è blindato e presieduto 24 ore su 24 dal servizio di sicurezza. In mattinata ci sono state le prove degli artisti che si dovrebbero esibire e in serata dovrebbe anche arrivare e poi cantare per gli sposi niente meno che Lady Gaga. Jeff Bezos è stato nelle scorse ore anche a Nicelli, come documenta questa foto che possiamo mostrarvi in esclusiva. Dopo le polemiche di queste ore, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro interviene e rivendica. Siamo contenti che abbia scelto Venezia per festeggiare il suo matrimonio, lui insieme ai suoi amici. È un evento che abbiamo chiesto noi, tramite amici, quando doveva scegliere, abbiamo proposto noi che facesse a Venezia questo evento, per cui siamo assolutamente convinti che questo è uno dei tanti ruoli che ha Venezia. Anche giovedì sera però alcuni attivisti contrari al matrimonio in laguna hanno proiettato tra fasci di luce scritte di contestazione sul campanile di San Marco. Finché sono ragazzi, ai ragazzi si concede tutto. Noi siamo in un luogo di libertà. La libertà è la libertà per tutti, anche di dissentire. Ecco, diverso sono quelli invece che speculano su quei ragazzi, che fanno la speculazione politica per poi arrivare al no a tutto. Questi sono gente che qui a Venezia sono pochi, ma ci sono. Brugnaro invece si dichiara onorato. Un grande onore, un grande piacere, persone di primissimo piano a livello internazionale
e il fatto che siano americani, per me che sono cresciuto col mito, col sogno americano dell'ascensore sociale, per me è un particolare onore, insomma, quindi sono molto lieto e spero che si divertano proprio, che passino e soprattutto siano felici loro due. Così dunque parlava il sindaco Brugnaro. Era un servizio che volevamo farvi vedere in attesa di ricollegarci con il nostro Lorenzo Maier. Ci sono dei problemi di ricezione, lo abbiamo visto tutti, lo abbiamo letto ovunque, l'abbiamo visto, soprattutto grosse contestazioni da parte del comitato No Space for Bezos, e il leader Tommaso Cacciari, nipote dell'ex sindaco di Venezia, era intervenuto così. Sentiamo. Gli unici limiti posti a questi qua miliardari li abbiamo posti noi dal basso. Cioè, noi siamo contenti, ma è sbagliato, capite questa cosa qua? È sbagliato. Cioè, il fatto di non fare la misericordia e farla all'Arsenale, doveva dirglielo 6 mesi fa un sindaco, non le contestazioni. Il fatto anche questa roba che dà i milioni, 30 milioni che è costata tutta sta baracca, 30 milioni. Rapportato a 200 e passa miliardi di suo patrimonio personale, in relazione a 22.000 euro l'anno, che è lo stipendio medio di un italiano, è come se a lui tutta la baracca da 30 milioni gli fosse costato un caffè e una brioche. Te dà 1 milione, è come se noi gli dessimo un 30° di una brioche. Ah, ma che grande generosità! Così Cacciari, lo avete sentito, ieri sera poi anche lo sfilamento del corteo che ha sfilato per tutta Venezia. Tra pochissimo in collegamento con il nostro Lorenzo Maier. Intanto andiamo a vedere quello che è stato ed è l'indotto del matrimonio dei Bezos. Lontano da possibili contestazioni e dalle manifestazioni del pomeriggio, nel fortino dell'Arsenale gli sposi Lauren Sanchez e Jeff Bezos si apprestano a vivere l'ultima notte magica del loro sogno d'amore. Coronato a Venezia, la torre d'ingresso 104 dell'Arsenale è blindata, le bonifiche nella zona sono iniziate fin dal pomeriggio sotto uno stretto controllo della sicurezza. Un matrimonio costato per 3 giorni qualcosa come 22 milioni di euro e un indotto tra diretto e indiretto che alcuni valutano attorno addirittura al 1 miliardo di euro. Cortei di motoscafi ci sono susseguiti in questi giorni sul Canal Grande, come vediamo dalle immagini di Venezia.com. A pochi passi dalla sagra popolare della festa di San Pietro di Castello si vivrà un evento esclusivo e blindatissimo. La cronaca di giornata racconta di aperitivo e pranzo degli sposi all'Aris Bar con Enrico Cipriani, Ivanka Trump alle gallerie dell'Accademia in visita. Ieri il matrimonio si è concluso anche con i fuochi d'artificio che ci sono specchiati sulla laguna. Questa sera, salvo sorprese dell'ultimo minuto e jet presi in zona Cesarini, non saranno però le nozze né Lady Gaga né Elton John che erano stati annunciati da voci di corridoio. Resta il mistero dunque su chi sarà il cantante che allieterà la serata. Un pianoforte è già stato portato in Arsenale. Un matrimonio che, al netto delle polemiche, ha portato alla città una visibilità internazionale enorme. Ecco cosa ne pensa il nuovo direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, Daniele Minotto, appena entrato in carica in queste ore, che ha raccolto il passaggio di testimone da Claudio Scarpa, che, raggiunto il meritato traguardo della pensione, resterà nel centro studi dell'AVA. Noi crediamo che sia un evento importante perché promuove la città, perché fa dare un'immagine di una città non d'élite, ma che può ospitare eventi di alta portata, di portare quella che è il turismo di qualità, quello che serve a evitare quell'immagine di città di turismo di massa che oggi viene troppo spesso fatta vedere all'esterno. Così dunque da Venezia. Lorenzo, allora, chi è stata questa cantante? È stato svelato alla fine quanto si era pronosticato, ovvero Beyoncé. Lorenzo, buongiorno. Esatto, sì, buongiorno a te, buona domenica a nostri telespettatori. Beyoncé che ha incantato gli ospiti. È stato il tocco di magia conclusivo di una 3 giorni importante, senza dubbio, che comunque Venezia ha saputo assorbire nel modo migliore, perché comunque la città
ha vissuto la sua vita quotidiana. Ci sono state, sì, è vero, delle proteste, delle contestazioni, ma tutto sommato, insomma, anche rispetto alla situazione internazionale che si pronosticava un po' alla vigilia con i conflitti, la presenza di Ivanka Trump, che quindi rendeva forse anche l'evento un po' più attenzionato dal punto di vista dell'ordine pubblico. Ecco, tutto sommato non è successo nulla, tutto è andato bene, c'è stata qualche iniziativa, soprattutto poi ieri, la manifestazione dei centri sociali da tutto il nord-est. È anche giusto e legittimo che chi abbia da dissentire lo possa fare, e questo ieri è avvenuto senza nessun tipo di problema. Ecco, ci sono state poi delle denunce per dei gesti un po' eclatanti, pittoreschi anche, più che altro, ma non c'è stato mai un vero e proprio allarme per l'ordine pubblico. Ecco, questo era probabilmente il messaggio e il segnale che aspettavano tutti i veneziani. Ci sono stati certamente anche dei cambi di programma, perché prima la festa doveva essere fatta il primo party al Lido, poi la Misericordia, invece poi la Misericordia è stato smantellato, è stato pane per i denti dei giornalisti e degli inviati gossipari. Purtroppo è stata una vita dura invece per i paparazzi, con quanti volevano giustamente catturare delle immagini dell'evento, che è stato possibile quasi esclusivamente per chi magari aveva una barca e poteva appostarsi lì per ore davanti a Rotterdam, che è stato molto probabilmente l'unico punto dove era facile, per così dire, era comunque possibile poter comunque rubare qualche scatto. Rotterdam, che poi lo ricordiamo, è stato comunque anche questo ben schermato con dei tendaggi che già questa mattina erano stati rimossi. Ecco, grazie Lorenzo. Insomma, abbiamo capito che abbiamo anche documentato in questi giorni quello che è stata Venezia, come hanno reagito le varie associazioni e i commercianti, due Venezie sostanzialmente opposte. Insomma, però, come dicevi tu, si è concluso tutto senza nessun disordine particolare. Grazie Lorenzo per questi aggiornamenti. Buona giornata a te. A voi. Abbiamo in collegamento invece, adesso cambiamo argomento, ma anche non troppo, il nostro direttore sanitario dell'US2 Marca Trevigiana, Francesco Benazzi, che saluto e ringrazio per essere in nostra compagnia. Buongiorno direttore. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Buongiorno. Cambiamo argomento, ma non troppo. Vedo dietro di lei un cagnolino che sta già tra l'assopito e l'accaldato. Parliamo proprio di questo, direttore. Insomma, è stata una settimana di accessi record in pronto soccorso per il gran caldo che è arrivato tutto in un colpo, la tanta affa. Quante persone hanno fatto accesso più o meno in questa settimana? Questa settimana abbiamo avuto sostanzialmente 145-150 persone, diciamo per quanto riguarda i pronti soccorso di Conegliano, Vittorio Veneto, circa 5-6 persone al giorno. Treviso siamo arrivate a 9-10, Montebelluna, Castelfranco circa 7-8 e Oderzo 2-3 persone al giorno. Quindi un buon numero di persone, diciamo tutte anziane, over 75, che hanno avuto presincopi, quindi si sono sentite male, sono cadute per terra con ovviamente una caduta della pressione sanguigna, e poi malessere ovviamente da calore, freddo, sudorazione profusa. Sono stati portati in pronto soccorso o da familiari oppure direttamente dai nostri colleghi del SUEM, che ringrazio i colleghi del pronto soccorso. Però ecco, abbiamo avuto solo 2 ricoveri su 150 persone. Il resto sono stati idratati, perché erano disidratati, fortemente disidratati, e sono stati portati poi a casa, nuovamente a casa. E la raccomandazione, lo diciamo sempre, è quella di bere il più possibile, di evitare le ore calde del giorno, che chiaramente creano disidratazione. Se riusciamo a portarci una bottiglietta di acqua, anche se è calda, però va bevuta, so che è difficile, ma va bevuta, è un copricapo per evitare appunto il classico colpo di calore, colpo di sole.
Direttore, insomma, 150 persone in una settimana nei vari pronto soccorso, che sappiamo bene anche d'estate, con ferie, con comunque personale che di fatto non riesce a reggere comunque tantissimi accessi. Sappiamo poi tutte le difficoltà che ci sono nella sanità in quanto mancanza di personale. Che impatto ha sul lavoro quotidiano poi invece magari di codici rossi? Guardi, il problema è anche un altro che si somma a questo, legato appunto ai colpi di calore e colpi di sole, le fratture dei femori degli anziani. Uscendo col caldo, magari in bicicletta, perché questa è la frattura più comune. Solo a Treviso ne abbiamo da 2 a 3 al giorno. Persone anziane di una certa età che escono in bicicletta, scivolano, cadono oppure si muovono all'esterno e si fratturano il femore. Questo è un altro problema che si somma a quello del caldo, nel senso che oltretutto una persona anziana che si frattura il femore, se poi prende anche degli anticoagulanti, deve essere scoagulata prima di fare l'intervento, per cui passano dei giorni e quindi di conseguenza è allettata in ospedale, per cui la fase di recupero sarà sempre maggiore. Per cui quello che chiediamo è anche di evitare di uscire in bicicletta nelle ore calde, ecco, di non andare al supermercato e caricare la bicicletta di pacchi, perché poi questi fanno perdere l'equilibrio. Cioè una serie di accortezze che devono essere fatte, perché poi il recupero di una persona anziana di una frattura di femore è molto duro, molto difficile. Questo chiaramente impatta, perché è giusto che il nostro personale, che oltretutto è sempre in difficoltà, perché è difficile trovare infermieri come è difficile trovare medici, in particolare del pronto soccorso, perché è un lavoro difficile, è un lavoro complicato, è un lavoro di front office dove la persona arriva ed ha bisogno di essere subito accudita e sostenuta. Effettivamente, se riuscissimo ad evitare certi accessi, chiamiamoli così, codici bianchi e verdi, nel caso della disidratazione, così del colpo di calore, sarebbe un bene, perché chiaramente poi queste persone arrivano ed essendo codici verdi o codici bianchi aspettano un po' di più, perché purtroppo anche d'estate ci sono i codici rossi e i codici gialli. Assolutamente, quindi dal caldo passiamo poi alle malattie che sono legate a questo fenomeno, malattie portate dalle zanzare. A Padova il primo caso dell'anno di dengue, a Treviso è stato già riscontrato qualche caso. Cosa possiamo dire anche per rassicurare i cittadini? No, da noi ancora non abbiamo nessun caso. Anche qui ovviamente chiediamo ai cittadini di usare quando vanno anche all'esterno abiti chiari, quindi magliette bianche, pantaloni bianchi, usare idrorepellenti, quindi non faccio i nomi delle ditte, però idrorepellenti che si trovano tranquillamente in farmacia oppure nei supermercati, nei negozi, e anche in questo caso qui possibilmente nel momento in cui si esce di sera, quando ci sono le zanzare eccetera, o anche di giorno in giardino dove c'è la zanzara tigre, chiaramente usare idrorepellenti. In questo caso si è protetti. All'oggi per fortuna non abbiamo nessun caso segnalato. Devo anche dire che i comuni sono molto solerti a fare disinfestazioni e anche noi, quando veniamo chiamati, cerchiamo di essere operativi velocemente per evitare, ecco, la infestazione di zanzare. Altra cosa, nei sottovasi mi raccomando svuotare sempre l'acqua, perché chiaramente, o nelle caditoie ci sono anche le pastiglie per ovviamente uccidere le larve, evitare di depositare l'acqua, perché là chiaramente si creano le larve e poi le zanzare che naturalmente vengono poi a pungere, ad infestare l'ambiente. Assolutamente, sono fenomeni a cui noi assistiamo da relativamente pochi anni, questi, direttore, perché c'è un clima che di fatto è cambiato. Le estati sono sempre state molto calde in Italia, ma forse mai così tanto afose per così tanti giorni consecutivi. Questo porta anche poi, appunto, come abbiamo già accennato, le persone a stare male. Ci sono soprattutto le persone anziane che magari non dispongono di climatizzatori all'interno delle loro case. Insomma, questo poi è il quadro della situazione che si viene a creare. L'ultima cosa su cui volevo farle fare un commento, direttore, è sull'ennesima morte sul lavoro, l'US2 tramite lo Spisa. Lei è intervenuto a Mareno di Piave qualche giorno fa, venerdì, per la morte, insomma, di questo operaio sessantenne. È una strage senza fine.
Sì, una strage senza fine che dobbiamo assolutamente combattere tutti insieme, lo dico noi, i sindacati, noi, ma ovviamente anche le stesse aziende, chiaramente. Dobbiamo lavorare, noi abbiamo potenziato il numero di tecnici dello Spisal perché riteniamo che sia fondamentale il controllo, certamente nelle aziende, ma soprattutto la prevenzione. E come si attua la prevenzione? La prevenzione si attua ovviamente facendo corsi, spiegando alle persone quali sono i rischi che possono succedere durante il lavoro. È chiaro che la fatalità fa parte purtroppo delle cose che succedono, però sicuramente dobbiamo puntare molto alla prevenzione. Quello che stiamo tentando di fare, chiaramente in accordo con le associazioni industriali, con anche gli artigiani eccetera, proprio a Confartigianato, proprio per fare in modo che queste situazioni sostanzialmente possono essere ovviamente prevenute, cioè evitate grazie a una prevenzione fatta, assidua, e un comportamento ovviamente congruo per quanto riguarda i rischi del lavoro. È chiaro che purtroppo queste cose succedono, basta una disattenzione, una fatalità e abbiamo queste situazioni che dobbiamo assolutamente evitare, perché quando si perde una persona nel lavoro è veramente un dramma per tutti. Lo è per l'imprenditore, lo è per noi dell'azienda ULSS, che ovviamente ci diciamo ma cosa potevamo fare in più per evitare questo, e soprattutto per le famiglie a cui va il mio cordoglio. Veramente. ULSS 2 che tra l'altro quest'inverno avevo seguito personalmente quando ci avevate invitati per conoscere le dei nuovi video che sono stati fatti tramite dei comici, un duo comico, insomma i Papu, che tutti conoscono molto bene, che possono essere diffusi dalle aziende che vanno le aziende che si occupano sostanzialmente di divulgazione sulla sicurezza sul lavoro e di corsi sulla sicurezza sul lavoro, per alleggerire anche un po' il carico di queste tematiche, ma far arrivare bene il messaggio. È anche quello della formazione, direttore, un ambito molto importante, una sfera molto importante di tutto quello che si sta parlando. Sì, assolutamente sì, noi siamo in collegamento con le aziende che ci chiedono, noi facciamo la formazione come la fa l'affiancamento della formazione i colleghi dell'Ispettorato del Lavoro. Qui Papu noi abbiamo utilizzato dei soldi che arrivavano dalla Regione proprio per la prevenzione, continueremo a fare questo perché sono due personaggi bravissimi che riescono veramente a interpretare in modo leggero, mi passi il termine, ecco cosa significa il rischio lavorativo. Quindi sempre di più lo faremo, e lo faremo anche nelle scuole di formazione, cioè dove ovviamente si formano anche i ragazzi, perché dobbiamo partire dai ragazzi, dai giovani, i giovani che devono ovviamente sempre di più acquisire quel concetto di prevenzione che significa salvarsi la vita. Ecco, credo sia sostanziale continuare su questo campo. Noi abbiamo chiesto un ulteriore rafforzamento con anche una rotazione per i tecnici dello Spisal, perché è importante che i nostri tecnici chiaramente devono mettere delle sanzioni nel momento in cui ci sono dei problemi legati ovviamente all'organizzazione, alla gestione del lavoro, ma devono soprattutto aiutare ad accompagnare le aziende, certo. Perché non vogliamo fare coloro che stanno col fucile, ecco, perché chi produce comunque aiuta l'economia, aiuta la nostra società, aiuta la comunità, quindi vanno aiutati a prevenire queste cose, perché ribadisco, quando muore una persona sul lavoro, ecco, stiamo male noi, sta male l'imprenditore e ovviamente la famiglia che è distrutta, quindi dobbiamo sempre di più lavorare sulla formazione e sulla prevenzione. Direttore, la ringrazio per questo tempo che ci ha dedicato, per la sua disponibilità, e ci sentiremo presto anche sulla questione del caldo per vedere come andranno le prossime settimane in cui appunto l'anticiclone africano decide di non mollare l'Italia e soprattutto anche la pianura padana. Grazie direttore. Grazie a voi e buona giornata, buona domenica. Buona domenica a lei, arrivederci. Insomma, noi del caldo abbiamo parlato anche in questi giorni, abbiamo sentito a Treviso come le persone si stanno difendendo proprio dalla calura. Un gelato buonissimo d'Italia, prima qualità del mondo, secondo me, vaniglia e cocco.
Brasile-Italia. Non c'è tregua alla calura estiva, con punte che arrivano anche a 34 gradi, ma in città turisti e cittadini si difendono bene, cappellino in testa e bottiglietta d'acqua in mano, si passeggia anche durante le ore più critiche. Cerco di stare all'ombra, meno male che hanno anche riqualificato alcune zone di Treviso piantumando alberi e devo dire che Treviso è abbastanza ombreggiata, quindi non si soffre così tanto. L'aria condizionata obbligatoria a lavoro, a casa cerco di limitarla molto. Caldo che attanaglia giovani e meno giovani allo stesso modo. In realtà preferisco la brezza, quella leggera, però no, l'estate è orribile e vado molto di ventagli, soprattutto nell'ultimo periodo, aria condizionata la sera per dormire e ventilatore. Segui i consigli tipo bere 2 litri di acqua al giorno o no? Anche di più, con molto ghiaccio perché il caldo è orribile. Lei soffre molto il caldo? Tantissimo, purtroppo. E come si difende da questi calori? Un po' con l'aria condizionata, stando in casa e basta, non c'è altro. Docce. E docce frequenti. Esco al mattino e dopo le 3 vado al bar al fresco, insomma, non è l'aria condizionata, quindi non è pesante, insomma, e rientro verso le 7. E poi un po' di TV, un po' di lettura e si va l'anna, non si dorme, ma insomma. E anche una giovane coppia delle Marche, da poco trasferita in città, la prende comunque bene. A noi piace il caldo, ecco, piace l'estate. Esatto, piace l'estate. Però effettivamente adesso è molto caldo, quindi un po' di freschetto forse sarebbe anche gradito. A casa ventilatore, aria condizionata o niente? A casa ventilatore, però più che altro sofferenza. E per chi non ha la bottiglietta al seguito c'è sempre la fontana delle tette, per fortuna che adesso getta solo acqua. Così da Treviso vediamo invece nel Bellunese perché il caldo è arrivato anche sui monti. I temporali ci sono stati, hanno rinfrescato, ma poco. Incombe una cappa di afae di caldo anche in montagna e al di là di modi di dire popolari, quali se vuoi patire le pene dell'inferno, Trento d'estate e Feltre d'inverno, è fuori discussione che, specie per le persone più fragili, è meglio avere alcuni accorgimenti, tra cui certamente quello di bere tanto. Siamo in estate, è scoppiato il caldo e quindi dobbiamo assolutamente, come dire, mettere in atto quel buon senso che ogni anno ci guida nel, tra virgolette, come dire, proteggerci un po' dal caldo, dalle ondate di calore. Ricordiamo alcune cose molto, molto semplici, insomma, no? Che dettate dal buon senso, quindi evitare di uscire nelle ore più calde, vestirsi in maniera con vestiti chiari, leggeri. C'è il tema della protezione sia all'interno della propria abitazione dal calore naturalmente, sia soprattutto nei luoghi di lavoro. Ricordiamo che ci sono appunto lavoratori, penso ai muratori, penso agli asfaltisti che lavorano in condizioni di calore molto importanti. C'è il tema dell'alimentazione altrettanto importante, sia per quanto riguarda il tipo di alimentazione, che deve essere un'alimentazione assolutamente leggera, sia per quanto riguarda la conservazione dei cibi nei nostri frigoriferi o dove appunto li posizioniamo. E poi c'è il tema appunto del caldo in viaggio. Quindi attenzione a viaggi lunghi, se dobbiamo affrontare viaggi lunghi fare diverse soste, e c'è il tema dell'attività fisica che non va tralasciata ma fatta nelle ore più fresche. E insomma il caldo forse è la causa del malore di un'anziana di 80 anni ieri a Rio Sant'Era Apostoli. Siamo a Venezia, a Canareggio. La donna si è improvvisamente sentita male ed è crollata a terra. I residenti e alcuni camerieri di un vicino ristorante hanno cercato di soccorrerla, guidati telefonicamente dal 118. Una passante le ha praticato il massaggio cardiaco fino all'arrivo dell'idroambulanza, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Sul posto, scoperta la tragedia, si è precipitato il marito che ha vegliato il corpo della moglie per ore. La salma infatti è rimasta a lungo a terra a causa dell'indisponibilità delle pompe funebri, un fatto che ha indubbiamente indignato i cittadini. Torneremo sul Marcora con gli aggiornamenti, le foto che ci sono arrivate in presa diretta subito dopo la pubblicità.
Eccoci tornati in diretta con la prima edizione direttamente da Campo di Cortina. L'immagine che vi avevamo promesso, questo l'ennesimo distaccamento di roccia sul Marcora, una foto che è arrivata da un residente proprio in zona in questi minuti, quindi non solo il distaccamento della notte, anche uno avvenuto qualche minuto fa, e lo ricordiamo, vi rifacciamo vedere le immagini. Intanto sentiamo anche il sonoro, se è possibile, di questo video che ci è arrivato in questa mattina presto. Qui ci sono tutte le componenti di pulviscolo che rimangono. Qui sono tutti i vigili del fuoco piazzati con i loro mezzi e un altro pezzo di montagna che se n'è andato. E appunto vediamo dalle immagini che nella notte si è appunto verificato questo distaccamento di materiale roccioso dal versante sopra l'abitato di San Vito di Cadore. L'evento ha sollevato una densa nube di polvere che ha raggiunto il centro del paese, destando preoccupazione ovviamente tra i residenti. Non si registrano danni a persone o cose e nemmeno feriti. Il sindaco è presente sul posto per seguire ovviamente da vicino la situazione, anche il consigliere provinciale Bortoluzzi Massimo, che abbiamo sentito prima in diretta, delegato alla difesa del suolo e alla protezione civile della provincia, in contatto costante con i vigili del fuoco e con il responsabile ANAS per garantire il necessario supporto operativo e coordinamento degli eventuali interventi. La strada statale Alemagna risulta transitabile, ma si raccomanda la massima prudenza a causa appunto della presenza di polvere sulla sede stradale. Nelle prossime ore verranno effettuati sopralluoghi tecnici per valutare il fenomeno e definire le misure da adottare. Al momento prosegue il monitoraggio della situazione e seguiranno quindi aggiornamenti nel pomeriggio che, come ci diceva Massimo Bortoluzzi, con cui ci siamo collegati all'inizio della nostra prima edizione, non si sa se i vigili del fuoco riusciranno a sorvolare l'area a causa appunto della polvere che si sta continuamente alzando dal Marcore, che quindi renderebbe difficile e anche vano il tentativo di vedere lo stato del versante. Ovviamente seguiremo gli aggiornamenti per la giornata e continueremo a darvi informazioni utili anche nel nostro telegiornale della sera. E sono frane che sono anche smottamenti che non lasciano tregua nemmeno nel territorio di Cancia, dove una settimana fa circa c'è stata quella devastante frana e colata di fango e detriti dovuta al maltempo e alla pioggia che è caduta copiosa e che ha interessato tutto l'abitato di Cancia, ed è uscito anche del gasolio da una cisterna a causa della frana a Borca di Cadore. Il gasolio ha raggiunto già il Piave. Si lavora contemporaneamente alla bonifica in 3 bacini, mentre è stata disposta da oggi la chiusura del ponte Soverzene. Bisogna agire in fretta perché parte di quei circa 15 metri cubi di gasolio contenuti in una cisterna interrata che la frana di giovedì scorso a Cancia ha scoperchiato, causandone lo sversamento nel Boite, sta scendendo a valle. Un'emergenza nell'emergenza. Se da una parte è necessario procedere rapidamente a svuotare dai detriti le vasche di contenimento per prevenire eventuali conseguenze che un'ulteriore frana potrebbe avere sull'abitato, dall'altra bisogna agire con cautela per estrarre l'involucro d'acciaio di cui nessuno apparentemente conosceva l'esistenza, posto proprio nel terreno sotto alle vasche di accumulo, ancora carico di migliaia di litri di gasolio. Le operazioni condotte tempestivamente dalla provincia, ARPAV, Protezione Civile, Regione e Vigili del Fuoco sono più complicate del previsto. Disposta per domenica mattina la chiusura del ponte di Soverzene, dove il Piave entra in Valbelluna, poiché gli idrocarburi hanno raggiunto la diga. Fondamentale agire tempestivamente prima che le piogge attese nei prossimi giorni causino il superamento di quest'ultima
cinta. Intanto proseguono le bonifiche contemporaneamente a Borca, Vodo e Valle di Cadore, mentre la provincia ha emesso un provvedimento in via precauzionale che vieta l'uso a scopo alimentare del pesce pescato nelle aree interessate. Immediato l'avvio dell'intervento in somma urgenza affinché la bonifica del carburante possa concludersi il prima possibile, ma ci vorranno giorni e poi sarà il turno delle verifiche per capire il perché della presenza di quella cisterna in quel punto, forse eredità di vecchie demolizioni all'ex villaggio Eni rimaste incomplete. Un mistero tutto da chiarire mentre si scongiura l'arrivo di nuove precipitazioni. Rimaniamo nel bellunese perché sono ancora in corso le ricerche di Ugo Fattori, 60enne veneziano e riconosciuto architetto di cui da venerdì non si hanno più sue notizie. L'auto dell'uomo è stata ritrovata in Val di Pramper nel comune di Val di Zoldo con un biglietto. Un biglietto appoggiato sul parabrezza dell'auto con scritto «Torno alle 14». Sono le ultime indicazioni lasciate da un uomo di 60 anni, noto architetto veneziano, di cui da venerdì pomeriggio non si sono più avute notizie. L'auto dell'uomo è stata trovata nel parcheggio dove finisce la strada per la Valle di Pramper, che da Forno di Zoldo risale tortuosamente verso il cuore del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. L'allarme è stato dato in giornata dai familiari che non l'hanno visto rientrare e non sono riusciti a contattarlo, anche perché la zona è priva di copertura telefonica. Un'area non particolarmente impervia, ma da cui si diramano numerosi itinerari, anche impegnativi, e potrebbe essere questa la ragione per cui l'uomo non è ancora stato trovato. Incessanti le ricerche del Soccorso Alpino Veneto, dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, attivi dal primo mattino anche con il supporto dell'elicottero dotato di moderna apparecchiatura per il rilevamento degli apparecchi telefonici. Una perlustrazione che con il passare delle ore assume sempre più i connotati di una lotta contro il tempo, mentre si continua a cercare, mentre si continua a sperare. E invece è viva per miracolo una 71enne di Rosà precipitata dall'Altar Knotto sull'altopiano. Ancora un incidente all'Altar Knotto in comune di Rozzo sull'altopiano di Asiago, già teatro di tragedie. Letteralmente miracolato una 71enne di Rosà che, mentre si trovava sui gradini di ferro che portano alla piattaforma rocciosa a strapiombo sulla Valdastico, è scivolata, rotolando prima di fare un volo di decine di metri da uno spuntone di sasso. Subito si è temuto il peggio. A dare l'allarme il marito dell'escursionista. Immediato l'arrivo del soccorso alpino di Asiago e dell'eliambulanza da Verona con il supporto dei carabinieri forestali della stazione di Roana. Nello stesso punto, solo l'anno scorso morì una 39enne guida cinofila di Cesena, esperta della montagna, mentre nel 2022 perse la vita un 31enne di Rovigo. In questo caso solo tante botte e forse la frattura di un braccio. È stata recuperata con le corde dai soccorritori, imbragata, verricellata per essere trasportata all'ospedale di Vicenza. E si presenta ancora una volta la questione della sicurezza della montagna, nello specifico di quell'altare così agognato dagli escursionisti, che però cela tante insidie vista la sua conformazione. Il sindaco di Rozzo, Lucio Spagnolo, lancia un allarme. Quello di oggi appare a tutti noi come un miracolo. La persona che è scivolata da quel dirupo si è salvata e siamo tutti contenti, facciamo l'augurio per una pronta guarigione, ma dobbiamo fare almeno alcune riflessioni. La prima è senz'altro che, pur trattandosi di un mappale privato, l'Altar Knotto non appartiene al comune di Rozzo, il comune dovrà comunque intervenire per mettere in sicurezza quel luogo, in maniera di evitare che si ripetano in futuro incidenti. Un'altra riflessione più vasta è quella sulla sicurezza dell'andare in montagna. Mettere in sicurezza certi luoghi può causare paradossalmente maggior afflusso e anche maggiori incidenti, e la montagna non può essere messa in sicurezza interamente. State attenti, state vigili, non avvicinatevi a dirupi o a burroni, si può stare in montagna anche in sicurezza. E noi ritorniamo sull'infortunio mortale sul lavoro di Mareno di Piave. La Procura ha aperto un'inchiesta, è stata chiarita la dinamica dell'incidente dai tecnici dello Spisal. Abbiamo provato a sentire i familiari che ci hanno raccontato del dolore e dell'amarezza di aver perso quello che loro hanno definito un uomo buono.
servizio. La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo d'inchiesta sull'incidente mortale sul lavoro avvenuto alla ceda dell'Armellina di Mareno di Piave, costato la vita all'operaio indiano Sankinder Singh, 60 anni, residente con la famiglia a Santa Lucia di Piave. Chiarita dal nucleo Spisa dell'US 2 la dinamica dell'incidente. L'operaio stava lavorando su una scala a lato di una vasca per contenere il calcestruzzo ed è rimasto schiacciato dal carrello che lo stava spostando. Gli ispettori dello Spisar, intervenuti con i carabinieri della compagnia di Conegliano, hanno sentito tutti i testimoni mentre è stata disposta dal PM il trasferimento della salma all'obitorio di Treviso a disposizione dell'autorità giudiziaria per un eventuale esame autoptico. Tempestivo l'intervento dei soccorritori, ma per l'uomo morto sul colpo non c'è stato nulla da fare. Sankinder Singh abitava con la famiglia a Santa Lucia di Piave, nella frazione di Sarano, dove ha lasciato un immenso vuoto. Un uomo buono che non ha mai dato fastidio a nessuno, un lavoratore arrivato in Italia nel 1999. Poche parole commosse dalla casa di Sarano che raccontano di un uomo semplice che si è sempre rimboccato le maniche per la sua famiglia, che con gli amici, una volta saputa la tragedia, è arrivata immediatamente nel luogo dell'incidente mortale. Lui contento, tranquillo. Sì, lavoratore, gli piaceva lavorare, no? Tanti anni, quanto tempo era qui in Italia? Più di 30 anni. La notizia ha raggiunto anche il sindaco Fiorenzo Fantinel, lontano da Santa Lucia, unanime il cordoglio dell'amministrazione. Non troviamo chiaramente le parole giuste per definire quanta tristezza alberga in noi in questo momento, a nome quindi dell'amministrazione comunale, anche mie personali, ma penso a nome di tutta la cittadinanza santalucese, sapendo di questa persona che era considerata davvero un grande lavoratore. Esprimiamo tutta la nostra sofferenza. Un fatto che ha subito scatenato la reazione di tutte le sigle sindacali che hanno condannato l'accaduto e che il sindaco condivide a sua volta. Tutto ciò che si può fare, dal legislatore alle iniziative sulla sicurezza per quanto riguarda il luogo di lavoro, è fondamentale per dare dignità appunto alle persone. Si tratta del secondo infortunio mortale sul lavoro in provincia di Treviso dall'inizio dell'anno, dopo la morte lo scorso 29 maggio di un operaio macedone di 63 anni precipitato dal tetto di un capannone a San Biagio di Callalta mentre stava eseguendo una manutenzione. Così dunque gli aggiornamenti da Sarano e Mareno di Piave. Sul fatto è intervenuto anche il vescovo, nuovo eletto vescovo di Vittorio Veneto. È tempo di agire, ci sono disposizioni di legge che hanno cercato di evitare che questo accada, ci sono diversi tipi di responsabilità, ciascuno deve fare la sua parte, spesso si dice deve essere l'ultimo, deve essere il momento in cui ciascuno si prende cura non degli interessi di breve termine, ma della vita delle persone, di chi lavora e di chi ha il diritto di lavorare in sicurezza. Esistono gli incidenti, ma dobbiamo essere attenti a ciò che noi umani possiamo fare perché gli incidenti possano essere limitati e auspicabilmente evitati. Dare tempo, non avere fretta anche nel realizzare certi lavori, sapere che quei ritardi a volte attribuiti alle disposizioni normative, quelle lentezze, spesso sono necessarie per tutelare la vita e anche l'interesse materiale di tutti. Quindi non avere questa ansia di arrivare al termine di una giornata realizzando tutti i progetti desiderati. A volte bisogna anche fermarsi, ecco, forse da parte di tutti, da parte di chi ha responsabilità nelle imprese, da parte di chi ha responsabilità nella gestione del lavoro, capire quando è il momento di fermarsi. Ci sono momenti in cui uno deve dire non metto a rischio la vita altrui, non metto a rischio la vita mia, mi fermo. E apriamo una lunga pagina di cronaca. Siamo nel Trevigiano, a San Trovaso di Preganziola. Ha litigato con i vicini di casa e li ha minacciati con una pistola che in un secondo momento si è scoperto essere un'arma a giocattolo senza tappo rosso. Un cinquantenne è stato denunciato dai carabinieri.
La serata torrida, gli animi che si scaldano tra vicini di casa e la discussione per banali questioni condominiali degenera in un litigio al culmine del quale un 50enne estrae una pistola e minaccia di morte 2 fratelli che vivono nel suo stesso palazzo. È accaduto l'altra sera a Frescada di Preganziol. Sono stati i 2 fratelli che hanno 30 e 32 anni, allarmati alla vista dell'arma puntata contro di loro, a chiamare i carabinieri. Un 50enne al culmine di un alterco per futili motivi, banali liti condominiali, ha pensato bene di puntare una pistola nei confronti di questi 2 ragazzi, 2 trentenni e 2 fratelli di origine albanese, i quali poi chiaramente sotto la minaccia della pistola hanno chiamato i carabinieri. L'intervento ha consentito di rinvenire il revolver che era nascosto dentro l'imbottitura di un divano dell'uomo, che è stato poi denunciato per minaccia aggravata. Il 50enne è stato denunciato per minaccia aggravata e porto di arma impropria. Era una pistola a giocattolo, priva del tappo rosso, però chiaramente in queste circostanze viene considerata comunque un aggravante alla minaccia e quindi è stata comunque sequestrata per questo motivo. La Polizia di Stato di Udine contro l'immigrazione e soggiorni illegali, 70 perquisizioni delegate dall'autorità giudiziaria in tutta Italia a carico di cittadine georgiane, 7 arrestate, 22 denunciate in stato di libertà. Vediamo quanto accaduto. La Polizia di Stato, al termine di un'articolata indagine condotta dalla squadra mobile di Udine e coordinata dalla Procura della Repubblica, ha arrestato 7 cittadine georgiane e denunciato in stato di libertà altre 22, tutte impiegate nel settore dell'assistenza domiciliare. L'operazione fa seguito a un'indagine analoga svolta lo scorso gennaio, che aveva già fatto emergere un sistema di falsificazione documentale finalizzato a ottenere illecitamente l'accesso al mercato del lavoro e ai servizi italiani. Tutto è partito dalla segnalazione di un responsabile di una cooperativa di badanti con sede a Udine, insospettito dalla nazionalità di alcune lavoratrici, ha consegnato agli investigatori un elenco di nominativi. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che le donne, tutte di origine georgiana e di età compresa tra i 24 e i 66 anni, si erano dichiarate cittadine comunitarie, presentando documenti di identità apparentemente rilasciate da paesi come Slovacchia, Polonia, Bulgaria. Grazie a questi documenti falsi erano riuscite a ottenere un codice fiscale italiano riservato ai cittadini UE e ad accedere regolarmente al lavoro nel settore della cura alla persona, beneficiando di servizi sanitari e fiscali pur non avendone i requisiti. Successivamente molte di loro si erano spostate in altre province italiane, rendendo necessarie perquisizioni su tutto il territorio nazionale. L'operazione infatti ha interessato numerose città. Oltre al Friuli Venezia Giulia sono state coinvolte le province di Bolzano, Milano, Treviso, Macerata, Padova, Roma, Firenze, Napoli, Trento, Prato e Aosta. Durante le perquisizioni gli agenti hanno sequestrato 21 documenti di identità falsi, codici fiscali, attestazioni e contratti di lavoro stipulati utilizzando false generalità. Le 7 donne arrestate si trovavano 3 a Bolzano, poi Udine, Milano, Treviso e Macerata. Le altre 22 sono state denunciate per lo stesso reato. Gli uffici immigrazione stanno ora valutando la posizione di ognuna e in assenza dei requisiti per il soggiorno regolare si procederà con l'espulsione. Le indagini proseguono per identificare i soggetti che hanno fornito i documenti falsi dietro compensi che oscillavano tra i 300 e i 600 euro. Si lavora anche per verificare se lo stesso modus operandi sia stato utilizzato da altri gruppi criminali stranieri per ottenere una presenza legale sul territorio italiano, magari finalizzata alla commissione di ulteriori reati. Rabbia e indignazione a Venezia per il doppio furto che ha provocato un danno da migliaia di euro all'Emporio della Solidarietà di Cannareggio. Hanno letteralmente tolto il cibo di bocca a tante famiglie, dicono i volontari. Purtroppo abbiamo subito nel giro di una settimana 2 furti, il primo solo 10 bottiglie d'olio, ma che per noi comunque è una spesa grossa perché ormai l'olio extravergine di oliva costa moltissimo, e nel secondo furto purtroppo, che è stato fatto tra le 3:15 e le 3:30 del pomeriggio, quindi in pieno giorno, purtroppo sono stati svuotati tutti i frighi, quindi tutto il fresco è stato portato via. Hanno letteralmente svuotato i frigoriferi, portando via prosciutto, formaggio, yogurt e tutto ciò che era disponibile, ma si sono anche dedicati ad altro, dal latte a lunga conservazione all'olio, dallo shampoo al tonno, per poi andarsene con i carrelli dell'Emporio della Solidarietà, un'organizzazione di beneficenza con base a Cannareggio che offre aiuto a tutti coloro che si trovano in difficoltà. Il danno causato dai ladri è stimabile tra i 2.500 e i 3.000 euro. Il problema grosso è che noi in agosto chiudiamo e di conseguenza
conseguenza in luglio noi dobbiamo comprare per 2 mesi, quindi abbiamo avuto un grossissimo danno perché ci hanno portato via una parte della spesa di luglio, quindi dobbiamo ricomprare luglio e dobbiamo ricomprare e naturalmente comprare anche agosto, perché anche se siamo chiusi noi non lasciamo nessuno senza spesa, diamo a tutte le persone che ci chiedono una spesa. I ladri non hanno mancato di fare un disastro anche negli uffici, tutto per vanificare il lavoro di un mese dei 75 volontari che ogni giorno donano il proprio tempo per chi vive in difficoltà. Quasi impossibile che chi ha agito non sapesse di stare letteralmente togliendo il cibo di bocca alle famiglie meno abbienti della zona. All'Emporio oggi c'è rabbia e sconforto, ma anche un raggio di speranza. Tante persone mi hanno telefonato per la solidarietà, quindi condanno fermamente le persone che hanno fatto questo gesto, però grazie di cuore a una Venezia solidale che sta cercando come può di aiutarci. Siamo ancora nel bellunese, 3 persone positive all'uso di sostanze stupefacenti o alcol, una revisione scaduta, una patente scaduta e una persona trovata in possesso di un piccolo quantitativo di hashish. Questo è l'esito dei primi controlli coordinati dalla polizia locale e le forze dell'ordine nell'ambito del progetto. Non è solo un filtro di cui vi abbiamo parlato anche nei giorni scorsi e che ha visto fermare 150 conducenti, di cui 40 sottoposti all'esame tossicologico grazie all'ausilio del laboratorio mobile. I comandanti delle forze di polizia hanno espresso grande soddisfazione per l'esito sinergico che proseguirà attivamente anche nelle prossime settimane. E continua l'attività di controllo nel territorio anche nell'Alta Padovana. I carabinieri di Cittadella hanno denunciato 2 persone. Gli agenti del campo Sampierese hanno fermato e sequestrato uno scooter condotto da uno straniero senza patente, ma vediamo dove è stato ritrovato. Viaggiava con lo scooter senza assicurazione e senza avere la patente il cittadino senegalese fermato dagli agenti della polizia locale del campo Sampierese in via Roma Borgoricco. La 2 ruote era stata segnalata dalle telecamere del sistema Targa System per la mancanza dell'assicurazione. Una volta fermato, lo straniero è risultato privo di patente di guida con lo scooter gravato da diversi fermi fiscali. Il motociclo è stato sequestrato, gli agenti hanno accertato violazioni per oltre 7.000 euro. Tra i comuni di Campodarsego, Camposampiero, Piombinodese e Loreggia si è svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nella serata di venerdì. 2 le persone denunciate per guida in stato di ebbrezza, un terzo è stato segnalato al prefetto per l'uso di stupefacenti. Resta ancora chiusa invece la statale 47 a Rosà a causa della fuga di gas partita giovedì pomeriggio. I residenti hanno percepito dell'odore in serata, i tecnici sono intervenuti immediatamente. Sembrava tutto risolto nella serata di venerdì, quando era stato dato il via libera alla riapertura al traffico della statale 47. Invece la fuga di gas causata da un cantiere per la posa della fibra ottica era ancora attiva. Alcuni residenti nell'area interessata per 24 ore dai lavori all'incrocio con via Campagnola e via Sacro Cuore hanno percepito l'odore del gas rivelato da alcuni reagenti che erano stati diffusi. Sapevamo che si era lavorato tutto il giorno per ripristinare la strada e quindi poi consentire la viabilità, però c'è stata una segnalazione da parte dei privati che appunto lamentava presenza di gas e quindi con l'intervento dei vigili del fuoco hanno verificato che c'era un accumulo. Ci sono volute altre 24 ore di lavoro da parte di una decina di tecnici di Italgas per risolvere il problema e favorire la dispersione del gas accumulato. L'azienda in una nota ha precisato che è stato effettuato un intervento anche col supporto dei vigili del fuoco di Bassano per far disperdere in atmosfera eventuali accumuli localizzati dovuti alla peculiare conformazione del sottosuolo. Italgas annuncia che si rivarrà sui responsabili dell'evento per il risarcimento di tutti i danni subiti. È attesa per le prossime ore la rimozione completa del cantiere e la riapertura al traffico. Proprio la viabilità è stata il secondo punto dolente di questa situazione. Molti, pur nel disagio, hanno apprezzato l'assenza di traffico, ma l'assenza di alternative nei percorsi ha sovraccaricato le strade secondarie. Purtroppo la statale che attraversa l'intero abitato di Rosà
nord-sud apporta un traffico che tutti noi conosciamo, lo sosteniamo da tempo. Il tema è anche il traffico est-ovest in realtà, perché le nostre arterie sono impegnate pesantemente da chi attraversa il nostro territorio, anche per immettersi in pedemontana banalmente, perché sappiamo che l'accesso della pedemontana è a nord di Rosà, poi noi siamo d'accesso a Bassano e siamo d'accesso a nord, quindi a Trento, alla Valsugana, tutta al Brennero. Qualche giorno di vacanza, ma al ritorno hanno trovato la loro casa bruciata. Mancavano pochi minuti alle 20 di venerdì quando ai vigili del fuoco è arrivata una richiesta di aiuto da Noventa Padovana. Un incendio si era sviluppato in un'abitazione di via Benvenuto Cellini e il fumo era stato visto uscire dai vicini. Con il supporto dell'autobotte i pompieri hanno spento le fiamme che avevano già coinvolto, anche se in modo lieve, il tetto dell'abitazione. Le cause dell'incendio, secondo le prime indagini condotte anche dal funzionario di guardia presente sul posto, sarebbero da attribuire a un guasto di tipo elettrico, forse una presa difettosa. In quel momento non c'era nessuno all'interno dell'abitazione perché i proprietari sono in vacanza, dove li ha raggiunti la notizia. E il vescovo di Treviso, Monsignor Tomasi, risponde ai detenuti battezzati che gli hanno inviato nei giorni scorsi una lettera chiedendo accoglienza e ascolto. Sono grato che loro si sentano parte di questa Chiesa, che alcuni detenuti vivano la loro vita cristiana come parte del loro percorso, che il Giubileo della Speranza deve dire parole concrete di speranza per loro, per le loro famiglie, mi pare in particolare per le persone che sono state vittime anche di atti di violenza, perché c'è tanto da riparare. Risponde così il vescovo di Treviso alla lettera che gli hanno mandato i carcerati, chiedendo accoglienza e ascolto. Dopo aver chiesto perdono e preso coscienza degli errori del male causato, il desiderio di riaprire una porta nell'anno del Giubileo della Speranza. La giustizia fa il suo corso ed è giusto e doveroso, ma noi dobbiamo prenderci tutti cura di una riparazione del tessuto comunitario. In particolare, Monsignor Tomasi fa riferimento all'ancora, citata anche da Papa Francesco e in un dipinto del Salone del Vescovado. La speranza viene rappresentata come un'ancora che viene buttata contro ogni ragionevolezza verso il cielo e non giù verso il basso. È il messaggio che dice: noi siamo saldi nella turbolenza di questa vita, e l'ancora tiene ferma la nave e dà stabilità a chi ci sta sopra. Questa ancora è Cristo ed è sostanzialmente la croce di Cristo, alla quale possiamo tutti guardare veramente come segno di speranza. Un dramma, quello del carcere, sempre vivo nel pensiero della Curia. Era una situazione con tante persone che ci vivono dentro, troppe probabilmente, una situazione che però noi non possiamo dare per dimenticata. Io ogni volta che passo dico che quando passo davanti dico una preghiera e mando una benedizione, proprio perché è una parte delicata della nostra società, ma se lì dentro si possono vivere rapporti umani nella dignità, abbiamo anche una speranza poi che si possa ricominciare anche dopo. E continuiamo a parlare di notizie positive. Direttamente da Saragozza sono per noi collegate, in realtà già esultano, li vedo in bassa diffusione, se la regia li mette, eccoli qui, i vincitori della Coppa del Mondo di Paralimpiade di calcio balilla, e sono per la maggior parte provenienti anche dal nord-est. Vedo un veneziano, uno di Raclea, Francesco Perin, vado direttamente da lui, poi facciamo parlare il coach. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Insomma, che vittoria è stata? È stata una vittoria sudata, raccontaci un po'. È stata una vittoria spettacolare, siamo venuti qua convinti e abbiamo fatto l'unplan. Non poteva andare meglio di così, 5 competizioni,
e 5 ori per l'Italia, dalla squadra ai singoli, sia femminile che maschile, ai doppi, tutte le competizioni le abbiamo prese e le abbiamo portate in patria. Emozioni a non finire e divertimento per una squadra che è spettacolare. Insomma, io passo poi la parola al coach della nazionale. Che cosa significa poi arrivare in finale e vincere quella coppa che tra pochissimo vi consegneranno, tra un'oretta, giusto? Poi seguiremo anche la premiazione. Sì, sicuramente dietro c'è un lavoro molto importante sia da parte della federazione e comunque a seguire dei giocatori che comunque hanno avuto una preparazione molto intensa e logicamente fare una finale di questo livello c'è sempre molta pressione e fortunatamente tutti sono stati capaci di mantenere e controllare questa pressione e portare questa vittoria a casa. Sentiamo qualche rumore di sottofondo perché siamo dove? Chi vuole prendere la parola? Dove vi trovate in questo momento? Guardate, siamo all'interno del palazzetto dove si stanno svolgendo, oltre alle gare che sono state appunto effettuate paralimpiche, tutte le gare di Coppa del Mondo del campionato del mondo normodotati. E in questo momento sono i quarti di finale dove si stanno contendendo anche loro la Coppa del Mondo. Che dire, siamo in una location straordinaria, la Federazione Internazionale ogni 3 anni organizza il campionato del mondo dove arrivano più di 40 nazioni e quindi già solo il fatto di essere qui è già una vittoria, poi figuriamoci portando a casa tutti questi ori come appunto diceva il nostro Perin. E insomma è una nazionale che corre veloce, avete fatto una spedizione anche in Argentina, se non sbaglio un paio d'anni fa ormai. Assolutamente sì, l'Argentina è all'interno di un progetto che la federazione da anni segue, che si chiama PFX e ora si stanno preparando i motori per accendersi e volare in India dove ci sarà un nuovo progetto che portiamo avanti. Il progetto consiste nel fondare tutte le federazioni per poi avere i 5 continenti e presentare il progetto alle Paralimpiadi dove il calcio balilla cercheremo di farlo riconoscere come tutti gli altri sport. Francesco Perini, insomma, è una nazionale paralimpica. Che cosa significa uno sport così per chi magari ha perso qualcosa che in realtà è una disabilità, sì, ma che può aprire moltissime porte, è il tuo caso? Allora, per noi fare sport vuol dire vita. Vuol dire trovarci tutti insieme, vuol dire divertirci, fare gruppo, uscire dalle nostre case e anche, se mi permetti, fare anche un po' di allenamento, stare bene e migliorare le nostre condizioni di vita. Come vedi, qua ci sono diversi tipi di disabilità, perché io non cammino, c'è chi è senza una gamba, c'è chi ha problemi di deambulazione, ma tutti insieme abbiamo uno scopo comune: divertirci, stare insieme, crescere, conoscere anche gente nuova, perché non ti nego che nonostante in campo siamo dei leoni e ci battiamo a denti stretti contro i nostri avversari, ti assicuro che una volta che è finita la partita siamo tutti amici, abbiamo fatto delle bellissime abbiamo costruito delle bellissime relazioni anche con i nostri avversari e, come hai detto tu, quando andiamo all'estero ormai ci vogliono tutti bene e dopo quando siamo in campo però non ci facciamo abbattere da nessuno. E allora grazie mille per questo collegamento diretto da Saragozza. Tra pochissimo la premiazione, ve la meritate tutta. Abbiamo visto in diffusione anche alcune immagini che arrivavano proprio da lì. Siete una squadra di tantissime persone, complimenti a tutti, ovviamente da tutti noi. Grazie ancora per questo collegamento e allora buona premiazione. Ciao. Riprendiamo la linea in diretta con questi festeggiamenti, qualche minuto di pubblicità e poi torniamo con le notizie tra poco.
Siamo tornati in diretta con la prima edizione ancora per qualche minuto insieme. Noi continuiamo a parlare di cronaca, però una cronaca di fatto positiva, perché è stata presentata a Palazzo dei 300 l'esperienza dell'Istituto Coletti per la prevenzione degli atti di bullismo a scuola. Ha raccolto le testimonianze il nostro Lucio Zanato. Che cosa hai fatto per diventare un tutor? Ho aiutato dei miei compagni, soprattutto quelli in difficoltà che i professori mi hanno chiesto di affiancare. È uno dei ragazzi tutor delle scuole medie Coletti di Treviso. Giovani al centro di un progetto innovativo per contrastare emarginazioni e fenomeni di bullismo a scuola. Nella mia scuola inizialmente c'era qualche problema comportamentale di bullismo, questo risale a quasi 3 anni fa. Abbiamo iniziato da più di 2 anni una pratica che si chiama peer education, educazione tra pari, un affiancamento dei ragazzi tutor, che si chiamano così, nei confronti di ragazzi o con uno svantaggio linguistico o uno svantaggio socioculturale, in modo tale da veicolare uno strumento di aiuto e di educazione che previene il bullismo, non solo, e educa all'intelligenza emotiva e all'empatia. Educazione alle regole, ma soprattutto alla socialità, che parte proprio dal rapporto tra studenti, anche al di là delle provenienze etniche. Alla fine abbiamo proprio messo da parte quelle che sono anche le nostre diversità culturali e siamo riusciti ad approcciarci in modo veramente molto bello e si è creata un'amicizia che nonostante non sia diventato il mio migliore amico, comunque abbiamo legato. Avevo un compagno che aveva il gesso e per un periodo l'ho dovuto aiutare per scrivere magari anche i compiti, perché lui non riusciva neanche a muovere la mano. E alla fine? E alla fine dopo è guarito e con un po' più difficoltà è tornato a scrivere. Ti ha dato soddisfazione questo? Sì. Siete anche diventati amici? Sì, siamo diventati molto amici legati. Un progetto che il Ministero a Roma sta guardando con interesse, visti i risultati, per applicarlo a tutte le scuole italiane. Risultato? Il risultato è che non abbiamo più casi di bullismo, perché c'è un vantaggio diretto, ovvero i ragazzi che affiancano i ragazzi, e un vantaggio indiretto, cioè gli altri ragazzi osservano dinamiche di aiuto tutti i giorni nelle loro classi, non osservano più sopraffazione, violenza eccetera, sono casi estremamente isolati, c'è un effetto di contagio positivo e noi siamo qui anche per dimostrare che non esistono solo i bulli, ma esistono anche i bravissimi ragazzi che aiutano i loro compagni. Prima di tornare a Treviso per parlare del nuovo viale Cesare Battisti, che sta un po' dopo l'inaugurazione ancora facendo discutere, andiamo a Vicenza, perché ha riaperto il negozio della commerciante di Corso Fogazzaro che dopo l'aggressione aveva chiuso per paura. Era chiuso per paura, invece adesso è riaperto per... Allora, riaperto per fiducia e libertà, finalmente sono una persona libera. Fiducia nelle istituzioni e libertà di esercitare serenamente il proprio mestiere, che rischiavano di essere minate dalle vicissitudini burocratiche legate a questa vicenda. Ma è notizia del giorno che il molestatore di Corso Fogazzaro sia stato portato al CPR in provincia di Caltanissetta in attesa di essere rimpatriato. Tutto parte a fine maggio, quando un senzatetto magrebino distrugge l'allestimento esterno del negozio, costringendo la titolare a barricarsi dentro. Per lui scatta così il Daspo Willy, che gli vieta di stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici e del centro, ma continua a passare davanti al negozio di Margherita, facendola vivere nel terrore. A quel punto viene portato al centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca di Sonzo, ma per un certificato legato alle sue condizioni di salute è impossibile la sua espulsione. Così torna a Vicenza e lei decide di chiudere con tanto di cartello in vetrina, chiuso per paura, diventando simbolo dei tanti commercianti che si sentono vessati da personaggi molesti. L'ho vissuto in maniera drammatica, è stato drammatico per me sapere che questa persona, nonostante il Daspo Willy, nonostante le denunce e l'allontanamento, è tornato. È stato difficile e molto molto pesante, un periodo molto molto pesante per la mia vita, e adesso però sono molto felice e ringrazio veramente tutti, anche tutta Italia, perché ho ricevuto messaggi da tantissime persone, anche persone che hanno avuto un'esperienza come la mia di altre città. Pressing dei politici locali, prefetto, questore attenzionano il caso affinché si chiuda definitivamente l'iter per l'allontanamento dal territorio nazionale. La legge c'è,
è stata dalla mia parte. Ringrazio il questore, il sindaco e tutte le autorità politiche sia di destra che di sinistra che mi sono state vicine. La legge c'è, esiste e funziona, andrebbe migliorata e con questo piccolo cartellino chiuso per paura io ho voluto anche sensibilizzare una questione a cui tengo molto. Sulla legge abbiamo bisogno forse di snellirla, anche se c'è, ma una legge fatta solo di 2 parole: fuori subito. Così da Vicenza e come detto andiamo a Treviso per vedere come è cambiato il volto di Viale Cesare Battisti. Non siamo stati felici di abbattere i pini, ma ormai erano arrivati a fine vita e io mi tolgo un po' la soddisfazione per tutte le insolenze che mi sono preso in quel periodo. Sicuramente il vice sindaco di Treviso, uno dei più felici per il taglio del nastro e chiusura definitiva del cantiere di Via Battisti. 1.100.000 euro da un'azienda privata per ampliare piste ciclabili e pedonali, riprogettare l'area verde e riasfaltare tutto. Quindi i trevigiani non hanno tirato fuori i soldi? No, neanche una lira, poi dobbiamo aggiungere anche i 250.000 euro di fognature di ATS che poi diventeranno 500.000 quando faranno il pezzo fino a Duomo. Fine delle critiche, delle polemiche e delle tensioni che si sono affiancate ai 3 mesi di cantiere per il rifacimento di uno dei viali più importanti e trafficati del centro storico, al punto da non poter fermare il transito dei bus nemmeno per l'inaugurazione. Ultimo autobus, vi ricordate i salti che c'erano qui? Non ci sono più. Noi ci ricordiamo le cadute e anche le cause che il Comune ha subito. Adesso possiamo solo goderci il viale. Dico che entro settembre restituiremo tutti i parcheggi che oggi sono occupati dai cantieri di questo quadrante, che però verrà restituito con acquedotto, fognature, strade riqualificate e marciapiedi riqualificati. È un altro pezzo della città che cambia. Nei prossimi mesi toccherà la vicina area di Palazzo Moretti, che diventerà ospedale di comunità e studentato. Ma i cantieri non finiscono qui. Stiamo finendo per esempio il Palazzo da Borso, l'ex Manzato, che è un restauro filologico, e stiamo continuando poi nel restauro della seconda porzione, della seconda ala della biblioteca ex Gil. Siamo arrivati alla 31esima edizione del Giavera Festival, quest'anno dal titolo Il mondo addosso. La percezione che abbiamo, la prima percezione che abbiamo un po' tutti, l'imprevedibilità, a volte messa in campo ad arte, ti travolge. Però ci accorgiamo anche che se non vogliamo essere semplicemente travolti, dobbiamo anche caricarcene una parte addosso. A quel punto non sei più solo vittima di quello che accade, ma per quello che puoi sei protagonista, mai da soli siamo travolti. Nelle parole di Don Bruno c'è tutto il mondo che ruota attorno al tema della 31esima edizione del Festival di Giavera, quel mondo oggi attraversato da guerre che ci rendono tutti comunque più responsabili per la costruzione di un'integrazione multiculturale di pace. La manifestazione si terrà dal 3 al 5 luglio a Giavera del Montello e domenica 6 luglio a Pordenone, prima trasferta del festival nell'ambito di Porte Aperte Pordenone. Pordenone che sarà capitale della cultura nel 2027 e che oggi è già capitale delle culture, perché è una città in cui si incontrano comunità di stranieri provenienti veramente da tutto il mondo e il nostro obiettivo è quella di tirar fuori la loro ricchezza e renderla disponibile per la comunità. A Giavera sono attesi grandi nomi del giornalismo come Giovanna Botteri ed Ezio Mauro, ma sarà anche l'occasione per incontrare i balli indiani da svariati anni coordinati da Selina Joseph. Sì, si trovano vestiti, però quelli che adatti per i balli non si trovano qui in Italia, allora dobbiamo portare dall'India. Però questa fatica non sentiamo una fatica, è un piacere per dimostrarvi la nostra cultura. Un festival multiculturale che lavora tutto l'anno per fare comunità e che si concluderà con viaggi in agosto a Srebrenica e in novembre in Senegal. E Srebrenica deve rimanere un monito vivo, soprattutto per le stragi di oggi, non solo Gaza ma anche il Congo, ma anche il Sud Sudan, ma anche l'Ucraina, ma anche altrove purtroppo. E poi appunto a Sarajevo, a Mostar e a Srebrenica in agosto. Poi in novembre il viaggio
di 25 anni di collaborazione con l'associazione Jamoral, l'associazione senegalese della Casamance, con i quali andiamo in Senegal. Rimaniamo nelle colline, insomma, della provincia per parlare di un settore che continua a crescere, quello vitivinicolo, trainato dalla produzione del prosecco. Dati più che incoraggianti, comunicati l'altra sera a Salgareda da Franco Passadore, ai vertici del consorzio Prosecco Doc e presidente di una delle prime 5 cantine d'Italia. La previsione sarà intorno a una superficie complessivamente che potrà oscillare dai 6.000 ai 7.500 ettari. Il Prosecco allarga i suoi confini conquistando altri 3.000 ettari che saranno convertiti definitivamente da glera a produzione DOC, con in più altri 4.500 ettari utilizzabili in caso di ulteriore aumento della domanda, che tra l'altro è in continua crescita. Nei primi 5 mesi e mezzo dell'anno 25, vale a dire fino al 15 giugno 2025, il Prosecco registra una crescita di quasi il 5% a volume, non è cosa da poco. Numeri importanti comunicati l'altra sera a Salgareda dal presidente di una delle prime 5 cantine italiane, ma soprattutto componente del consiglio direttivo del consorzio Prosecco Doc, che va ricordato, ha chiuso il 2024 con 660 milioni di bottiglie vendute, con un aumento del 7% rispetto all'anno precedente. Passador, che ha anche risposto agli oltre 200 viticoltori presenti che chiedevano lumi sul mercato americano e relativi dazi. Si paventa quasi definitivamente che il dazio sarà fissato intorno al 10%. Su una bottiglia di Prosecco l'incidenza varia dai 30 ai 50 centesimi. Credo che sia un importo sicuramente sopportabile anche per il consumatore americano. Così dunque vedremo cosa succederà. Intanto parliamo sempre di notizie positive invece, perché è stato aperto un ambulatorio di medicina di prossimità per chi non può permettersi le cure nel territorio di Conegliano, il primo di questo genere. Tutti qua. È un taglio del nastro che apre le porte a un nuovo inizio, a un nuovo modo di essere vicini ai cittadini, soprattutto quelli che non hanno la possibilità di curarsi. Allestito a Casafenzi, a Conegliano, un ambulatorio di prossimità. Un ambulatorio, di medicina generale, che è di prima accoglienza e accoglie persone che hanno problemi di salute e non hanno il medico di medicina generale. Vi operano medici di medicina generale e dopo anche specialisti, medici specialisti, nel caso ci fosse bisogno di loro intervento, infermieri e dopo una serie di volontari che cureranno anche le pratiche amministrative. Un luogo dedicato a tutti coloro dovessero aver bisogno di un parere specialistico ma che per costi o difficoltà ad accedere al Servizio Sanitario Nazionale non riescono ad ottenerlo. Dalla Caritas i dati su chi rinuncia a curarsi. Nel 2023 un più 10% sul 2022, circa 430.000 persone. Il progetto è stato realizzato dalla rete Tara Caritas di Vittorio Veneto, Casafenzi, l'Ufficio Diocesano, l'ATS, il Comune e il Rotary Club, che ha messo a disposizione le attrezzature. Completamente gratuito, perché anche i medici che serviranno qua sono tutti volontari e abbiamo raggiunto già le 30 unità che si alterneranno all'interno del laboratorio. Ha importanza da molti punti di vista, come attenzione a dei bisogni reali, come lavoro comune di realtà diverse che si sono impegnate nel prendersi cura di coloro che più ne hanno bisogno, come segno, come stimolo a proseguire su questa direzione. Domenica scorsa il palio femminile conquistato dalla squadra del capoluogo, una settimana di eventi, e invece oggi il palio delle borgate, arrivato alla 32esima edizione. Parliamo del palio del Batar Panoce di Trevignano, che vivrà oggi un'intensa sfida che ovviamente vi trasmetteremo in diretta a partire dalle 17. Una giornata all'insegna della festa, con la tradizionale trippa dalle 7 del mattino e la Santa Messa alle 10 e la benedizione delle squadre dalle
che è avvenuta alle 11.30, l'aperitivo sotto al capannone, l'estrazione dell'ordine di gara, dalle 16.30 la sfilata storica diretta di Antenna 3 che partirà alle 17 con la manifestazione che entrerà nel clou vivrà la sfida tra le borgate all'insegna della cultura contadina del nostro territorio, e quindi alle 17 tutti sintonizzati nel nostro canale per vedere come e chi sarà il vincitore di questa edizione del Palio. E si chiude così la nostra prima edizione in questa domenica. Grazie a tutti per averci seguito fino a qui. Subito dopo di noi come sempre le previsioni del tempo, appuntamento ai telegiornali della sera. Una buona giornata, arrivederci.